Buongiorno a tutti, benvenuti, una nuova live di Reni Retro che è dedicata quindi retro gaming, retro computing e chi più ne ha più ne metta. Sono le ore 10:37, un po' tardi per iniziare la mia live, normalmente inizio verso le 10, 10 e un quarto così, di questo 19 aprile 2023. A Roma c'è un bel sole da dire, mi giro perché lì c'è la finestra, c'è un bel sole a Roma, sì, anche se la temperatura questa mattina era di 10 gradi, però c'è un bel sole, quindi c'è una bella illuminazione e sfruttiamo il sole per illuminare questa live, diciamo. Ok? Allora, cosa dobbiamo far vedere durante questa live? Innanzitutto benvenuti a tutti, benvenuti a chi sta vedendo questa live in diretta e benvenuti a chi vedrà il filmato registrato. Ok? Grazie a tutti sempre di vedere queste presentazioni che io faccio di prodotti che vado ad acquistare o di prodotti che già ho, insomma. Come avrete letto nel titolo di questa live, trattasi di libri, di cui io ho già acquistato qualche volume e quindi volevo, come al solito, farvi vedere, diciamo, un flashback di quello che ho già acquistato che riguarda, diciamo, lo stesso argomento, e poi andremo ad aprire questo pacco. Ok? Allora, innanzitutto vi volevo far vedere questo tomo che si chiama Special Play Games. Vedete? Questa è la quarta di copertina, questa è la costina, vedete? Opla, così, quarta di copertina, e questa è la copertina principale. Questo è il libro che l'amico Giuseppe ha fatto con tutte le riviste Special Play Games che sono uscite in edicola negli anni 80 e primissimi anni 90. Ok? Qui dentro ci sono proprio tutte le scansioni delle riviste degli anni 80, e abbiamo già fatto vedere che il formato, questo è uno special program, va bene, è esattamente identico a quello di una volta. Ok? Questo è un volume originale di special program, ok? Quindi questo era il volume 1 di Special Play Games, come vedete molto bello, ovviamente tutto interamente a colori. Questo era il numero 1 di Special Play Games. Questo è il volume 2 di Special Play Games. Li ho fatti già vedere ad altri amici che mi sono venuti a trovare e hanno detto che effettivamente è un qualcosa che ti riporta indietro nel tempo, veramente, per chi ha vissuto questi anni, per chi ha acquistato queste riviste in edicola, sono veramente dei ricordi bellissimi. Andare a sfogliare, ma poi soprattutto averle tutte quante, ecco, in questo caso in 2 volumi, perché Special Play Games sono usciti molto meno fascicoli rispetto a quello che vi faccio vedere adesso. Questo è Special Program, vedete? Special Program, vi faccio vedere versione originale e questo tomo. Quelli che vi ho fatto vedere sono sempre libri da 600 pagine, anche questo è un libro da 600 pagine. Questo è il volume 1 di Special Program, uno di 6 tomi da 600 pagine, perché Special Program fu una delle riviste che diciamo più longeve, ha fatto un sacco di numeri. Special Program, ora lo poggiamo là, facciamo vedere il numero 2 di Special Program. Guardate, questa è la quarta di copertina, vedete, numero 2, Special Program numero 2. Andiamo a vedere il numero 3. Pesano pure parecchio perché la carta usata è molto bella. Tra l'altro è una carta che
permette la leggibilità in una maniera incredibile, veramente. Già ho fatto i complimenti negli altri video, andateli a cercare perché li abbiamo sfogliati uno a uno questi volumi, questi di Special Program e anche quelli di Special Play Games. Trovate nel mio canale YouTube, trovate, diciamo, la video, più che video recensione l'abbiamo sfogliata insieme, non è una recensione perché diciamo sono riviste che non hanno bisogno di essere recensite visto che sono degli anni 80. Più che altro ho parlato molto bene del lavoro che ha fatto Giuseppe di edicola8bit.com. Andate a vedere su edicola8bit.com perché ha fatto un lavoro di pulizia delle riviste veramente certosino. Ok? Oh. Questo è il volume 4, eccolo qui, volume 4, quarta di copertina del volume 4. Come vedete le copertine sono tutte diverse e anche le quarte di copertina. Mamma mia quanto pesano, sto facendo palestra per farvi vedere questi. Allora, volume 5, guardate che bello, volume 5 di questa collezione. Ovviamente sono tutti in edizione molto limitata questi libri, non ne trovate tanti in giro, col fatto che non sono stati diciamo ripubblicati. Questa è soltanto una cosa a livello amatoriale, ne sono state pubblicate poche copie, mi pare una decina, forse di queste una ventina di copie ne hanno fatte, ma non di più. Per quanto, se le volete, contattate, provate a parlare con Giuseppe Di Lillo tramite edicola8bit.com e vedete se lui riesce a farvi avere qualche altra copia. Questo è il volume 6, per me il più bello, guardate, è diviso tra Spectrum 48K e C64. Ovviamente la parte arancione è sempre C64, la parte azzurra è sempre Spectrum. Ok? E qui ci sono, diciamo, questo libro comprende tutti i disegni delle intro per Commodore 64 e per Sinclair ZX Spectrum. Guardate che è bellissimo. Poi qui aveva fatto Giuseppe, ve lo faccio vedere, titolo originale e titolo, diciamo, da edicola, e aveva messo così ogni titolo da edicola con accanto il titolo originale, perché come sapete in edicola i giochi vennero tutti rinominati e qui ci sono tutti i titoli sia 64 che Spectrum 48K con il titolo da edicola e il titolo originale del gioco. Ok? Poi ricordiamo che alcuni giochi erano pure tradotti in italiano, diciamo fu un bel lavoro pure questo da edicola. Ok? Però questo è un libro che ci fa fare un tuffo nel nostro passato. Ok? Un attimo solo che volevo fare una cosa, perdonatemi un attimo, torno immediatamente. Allora, vediamo se ce la faccio a farlo in tempo reale. Allora, purtroppo c'è un eco che adesso leviamo subito. Ok? Allora, vediamo se in tempo reale, penso di sì, ci si dovrebbe riuscire. Allora, ok. Fatto, dovrebbe essere, sì, fatto. Allora, ritorniamo a noi. Allora, vi volevo far vedere anche, vi ho fatto vedere questa qui, che è una rivista originale di quegli anni di Special Program. Io purtroppo non ho né Program né Play Games, perché praticamente volevo parlare un po' con voi anche di queste collane. Guardate che belle, i Magnifici 7, giochi di società, ma ce n'ho tanti di questi volumetti. Questi sono, diciamo, quelli che ho portato giù dalla soffitta e che uso per far vedere. Di là c'ho anche un numero molto bello, mi pare che è il numero 1 di Wargames, altra catena, non mi viene, altra rivista che usciva negli anni, fino agli anni 80 per Commodore 64, primissimi anni 90, diciamo.
Ok? È arrivato il momento di fare l'unboxing di questo pacco. Ok? Guardate un po'. Questo pesa parecchio. Noi abbiamo sempre il coltellino rosso. Coltellino rosso. Andiamo ad aprire questo pacco, vediamo come è stato imballato, ce lo studiamo un attimo per non andare a rovinare nulla. Ok, direi che qui questo lo abbiamo tagliato. Io direi di continuare. Imballo sempre molto accurato, quello di Giuseppe, e noi andiamo. Ok, perfetto. Allora, quindi qui abbiamo fatto così, qui così. Vado a dedurre che io se taglio qua non faccio nessun tipo di danno. Infatti, vedete che anche sballare un pacco senza fare troppi danni. Ecco, io direi che quasi quasi, guardate, visto adesso come è imballato, io faccio così. Ok, perfetto. Imballo molto curato, molto curato. Ok, e io direi che adesso li posso far scivolare così. Allora, questo lo vedremo domani. Dentro non c'è più niente. Qui edicola8bit.com, andate a visitare edicola8bit.com, che tanto sta scritto anche qui. edicola8bit.com, program e play games. Allora, diversamente da queste altre due collane che vi ho fatto vedere, diversamente, che erano dedicate al Commodore 64 e allo ZX Spectrum 48K, questo qui invece era dedicato al VIC-20, quindi Commodore VIC-20 e ZX Spectrum 16K. Ok? Oh, guardate che spettacolo, spettacolo veramente. Qui il bambino con in mano le lire, vedete? Era la pubblicità di Hit Parade, vedete l'edicolante? E di qua invece VIC-20 e Spectrum. Ok? Mensile anno 1 numero 1, andiamo a vedere. Perché program? Qui c'è l'editoriale, vedete in trasparenza si vede la cassetta, guardate che è proprio storia, questa è storia. Edizione società SIPE SRL, ma dimmi te. Vabbè. Perché program? Innanzitutto perché ci siete voi, cari lettori, che avendola comprata avete dato la migliore dimostrazione del fatto che si sentiva la necessità di avere una rivista simile in edicola. Poi, vabbè, non è che mi metto a leggere tutto l'editoriale. Mamma mia, il sommario, guardate il sommario, e poi sulla cassetta con le preview, diciamo, dei giochi. Lato A VIC-20, lato B Spectrum. Primo gioco della prima cassetta di program, questo è program, è Puckman. È Puckman anche per lo Spectrum. 2 Invaders e Invaders anche per lo Spectrum. 3 Briscola per il VIC-20. Galaxia per lo Spectrum. 4 Galaxia per il VIC-20. 4 Inseguitore per lo Spectrum. 5 Inseguitore per il VIC-20, mentre 5 Briscola per lo Spectrum. Quindi vediamo che ci sono gli stessi identici giochi sia per lo Spectrum che per il Commodore VIC-20. Guardate che è una cosa incredibile. Poi non si sa perché non l'hanno messi tutti sulla stessa linea.
perché Briscola è il terzo gioco per per il VIC-20, mentre è il quinto per lo Spectrum. Galaxy è il terzo per lo Spectrum ed è il quarto per il VIC-20. In seguitore è il quarto per lo Spectrum ed è il quinto per VIC-20. Va bene. Ah, vedete qua, per i vicchisti, occhio all'Azimut. Per chi ha il VIC-20, occhio all'Azimut, e c'è scritto come regolare l'Azimut. Mamma mia quante ne abbiamo passate con l'Azimut. Allora, tra l'altro qui si poteva fare benissimo un paragone tra i giochi. Qua era per esempio Puckman e non Pac-Man, Puckman, sia per il VIC-20 che per lo Spectrum. Quindi ci sono le due schermate. Stessa cosa dicasi per Invaders. Vedete, quello è Space Invaders. Guardate, era ovviamente più colorato e migliore sullo Spectrum che non sul VIC-20, anche se mi ricordo che l'audio era migliore sul VIC-20 che non sullo Spectrum, però ovviamente la grafica era quella che era del VIC-20, non è che potevamo sperare in chissà che con il VIC-20. Il VIC-20 ha avuto sempre giochi molto semplici, ecco, per esempio la briscola, magari se facevi un programmino in Basic però con 3K di RAM, scrive un programma a briscola con tutte le regole che ha la briscola, comincia a essere molto complicato, ok? Galaxia pure, questo va programmato ovviamente in alta risoluzione, chiamiamola così, cioè in quella che una volta veniva definita risoluzione grafica, per distinguerla dalla risoluzione testo, che era quella solo testo. Ok, in seguitore, guardate, in seguitore è proprio diverso completamente. Ok, e qui c'è la schermata sempre che tutti quanti noi vediamo, la foto di Sinclair. Ok, e qui già era il Sinclair ZX Spectrum Plus, vedete? Quello con i tasti bombati, non più di gomma, bellissimo Le nostre classifiche: al primo posto Alchemist, secondo posto 3D Tank, terzo posto Manic Miner, quarto posto Fighter Pilot, quinto posto Android 2. Poi andiamo a vedere le migliori utility: VCalc, foglio elettronico, VFile, questo sarà per maneggiare i file, V3D e poi Melbourne Draw. Vedete, queste sono le classifiche che facevano loro all'epoca, ma guardate la qualità con cui è stata stampata, quindi guardate la qualità con cui vengono riproposte queste riviste, che hanno una marea di anni, ma proprio tante. Un rally per il VIC-20 espanso a 16K. Allora, vedete, qui mi dà subito spunto per raccontarvi un aneddoto. Allora, come voi sapete, a me è stato regalato il Commodore VIC-20 per la comunione nel 1982. Ok, la mia fortuna fu che un mio zio Sandro, che non c'è più ma che ricordo con tantissimo affetto, era presente, diciamo, all'evento, alla mia comunione, e noi, prima di andare poi tutti quanti insieme a pranzo al ristorante, mi ricordo che passammo da casa, io subito volli attaccare questo VIC-20 al televisore bianco e nero che avevamo, l'attaccammo, accendemmo e scomparve la scritta Ridi sotto a Commodore VIC-20, eccetera. Lui mi insegnò 10 print ciao, 20 go to 10 e da lì nacque un po' tutto. Perché sto raccontando questo aneddoto? Perché da queste due semplici righe, poi sappiamo che il Basic del VIC-20, per quanto semplice, aveva tantissimi comandi come i cicli for to do, le interazioni if then, e quindi con questi comandi basic io riuscivo a fare dei programmi anche abbastanza sia complessi che lunghi, nonostante avessi soltanto 8 anni. E quindi quei 3K che c'erano disponibili nella memoria del Commodore VIC-20 subito non mi bastarono più.
Poi, visto che io avevo tutta questa predisposizione per la programmazione, mio papà cominciò a comprare anche dei libri. Io ho 20 programmi per VIC 20, su 20 programmi mi pare che solo 2 o 3 funzionavano sul VIC 20 base, gli altri era necessaria l'espansione. Così con mio padre decidemmo di comprare un'espansione che non era questa da 16K, era un'espansione con uno switch che poteva espandere il VIC 20 di 3, 8 e 16K. Era uno spettacolo quell'espansione, anche se per le mie esigenze io lo utilizzavo sempre con 16K in più, però per esigenze di compatibilità con altri programmi ed altri giochi molto spesso bisognava mettere soltanto 3K in più o 8K in più, e quindi ecco il perché della mia espansione con questi micro switch in cui potevi impostare di quanta memoria volevi espandere il tuo Commodore VIC 20. Vedete? Quindi un rally per il VIC 20 espanso a 16K, e qui c'è tutto il listato che andava scritto a manina sulla tastiera e poi salvato sul registratore del listato per avere un gioco di rally. Ok? A tutti coloro che colonna della rivista, gioco pubblicato 150.000 lire, al secondo 100.000 lire, al terzo 70.000 lire. Programma è una rivista che ama il dialogo, lo sapete, per questo motivo vi vogliamo presentare anche giochi fatti da voi per Program. Mandateci quindi i vostri programmi su cassetta, se poi vorrete aggiungere il listato meglio. In regalo la pubblicazione sulla rivista più 150.000 lire al gioco migliore, 100.000 lire al secondo gioco e 70.000 lire al terzo gioco. Non era male per invitare i lettori a mandare da loro. Purtroppo con questa telecamera non mette a fuoco, va bene. Comunque andiamo a sfogliare ancora, ed ecco la posta dei lettori. Come vedete non c'è ancora la rubrica vendo, compro, cerco, trovo. Ok, la posta dei lettori. Avendo da poco comprato un televisore, vorrei sapere se lo potrei rovinare giocando tutti i giorni con il mio Spectrum. Un mio amico mi ha infatti detto che i segnali provenienti dal calcolatore alla lunga finiscono per danneggiare il campo magnetico del televisore. È vero? Sotto c'è scritto: stai tranquillo e di pure al tuo amico di occuparsi dei televisori suoi. Non era vero, infatti, oddio, solo le immagini fisse rovinavano i tubi catodici, e da qui poi quando ci furono i vari PC eccetera che avevano il monitor a tubo catodico, vennero introdotti gli screensaver salva schermo, e mettevano delle animazioni o degli oggetti in movimento su schermo per evitare appunto che venisse impresso sullo schermo una determinata immagine. Ok, questa era la posta. Ah no, c'è! Oh, mi sono sbagliato. Vendo, compro, cerco, trovo. C'era già all'epoca su Program per VIC 20 e Spectrum 16K. Commodore, vendo 20 eccezionali giochi per VIC 20, alta grafica come al bar. Vabbè, grafica come al bar sul VIC 20, cioè scritto qui è primo annuncio che hanno pubblicato, primo annuncio come al bar. Girano sul mio VIC in espanso a sole lire 25.000. Vendo giochi per Commodore 64, vendo giochi su cassetta per Commodore 64. Cedo o scambio giochi, programmi e utility manuali per Commodore 64, quindi qui già era uscito pure il Commodore 64. Per computer VIC 20 vendo o scambio programmi, giochi funzionanti con memoria base o espansa 8K. Vendo e scambio numerosi programmi, tra cui utilità per Commodore 64, inoltre Turbo Tape e Simon Basic, utilissime novità americane.
Vendo ZX81 completo di cavi, alimentatore e 16 KB. Tastiera. C'è scritto premente. Boh. Libro 66. Programmi per ZX81, riviste varie e manuali in inglese e italiano a lire 200.000. Quindi c'era vendo, compro, cerco, trovo. Grandissima questa rubrica. Andiamo avanti. Vedete? Tra un mese in edicola il numero 2 di Program, con altri 10 nuovissimi videogiochi che girano sul VIC-20 e sullo Spectrum. Assolutamente da non perdere. Ed eccolo qui, eccolo qui, il numero 2. Andiamo a vedere che cosa c'era sul numero 2. Sul numero 2 di... Qui già c'era un grande ringraziamento, un grazie di cuore nell'editoriale. Vicchisti, leggete qui. Un poco di attenzione per chi ha il VIC-20. In caso di difficoltà a caricare tutti i programmi, quelli della rivista ma anche gli altri, bisogna provare a pulire la puleggia in gomma e la testina del registratore con alcol e cotton fioc. Poi, se i problemi rimangono, si deve provvedere alla regolazione dell'azimut del vostro registratore agendo sulla apposita vite di regolazione. E andiamo a regolare l'azimut. Per chi è chi ha la mia età sa benissimo cosa vuol dire. Allora, i giochi per il VIC-20 erano Attacco Alieno, Dollaro, Blitz, Androide e Attenti alle mele. Mentre quelli per lo Spectrum erano Conigli e papere, Allarme, Blitz, Androide e Fruit Machine. Vado a pensare che Fruit Machine, guardate, vabbè, vi faccio vedere. Ovviamente non potremo sfogliare tutte 600 pagine durante questa live. Questo è un tomo che non finisce mai. Guardate, voglio vedere se Fruit Machine, esatto, Fruit Machine, come vedete, è la slot machine per ZX Spectrum. Ok? Quindi già c'erano, diciamo, un'idea di programmazione dei giochi d'azzardo, che la Fruit Machine sarebbe la slot machine per lo ZX Spectrum. Tra l'altro si giocava con la S, si parte con la R, rischi vincita, con la P ritirare la vincita, 1 2 3 4 potevi fermare una delle 4 ruote, e poi c'è lo 0 cancella. Novità Commodore. Non so qui che cosa stanno facendo vedere, però ve lo faccio vedere. Novità Commodore, c'era questo disegnato, spettacolo, pure diciamo una sinusoide. Le nostre classifiche, VCalc diventa primo in classifica, secondo VFile. Poi il quarto posto c'è Zeus Assembler addirittura. E poi ci sono sempre le classifiche settimanali, mensili, quello che volete, dei giochi e delle utility. Ok, molto molto belle. E poi Mostri dalla Galassia per lo Spectrum e New York per lo Spectrum. Questo era, mi sa, Mostri nella Galassia, forse il primo premio, e qua c'è scritto, infatti c'è scritto secondo premio 100.000 lire, New York, Mostri della Galassia e New York. Poi Il lupo e l'agnello per il VIC-20, Napoli, terzo premio, vedete, Il lupo e l'agnello. E poi Pac-Man per lo Spectrum. Mannaggia la miseria, guardate che listati che non finivano mai, e non bisognava commettere neanche un errore nello scriverli. Ovviamente la rubrica vendo, compro, cerco, trovo. Io voglio andare a leggere il primo annuncio di tutte quelle che riusciamo a leggere, diciamo. Allora, per C64 vendo scambio software su disco o cassetta, invio gratis lista se inviate la vostra,
per vostri acquisti inviate lire 500 per ricevere il catalogo. E beh, perché costava al francobollo 500 lire più o meno. Quindi vendo VIC 20 più registratore mai usati in garanzia a solo lire 400.000. Vendo anche CBM 64 nuovo a soli lire 600.000. Per chiarimenti, formula di pagamento, scrivere o telefonare dalle 12 alle 14 ad Alberto. Vabbè, guardate che roba. E poi c'è la posta dei lettori. Vedete? La posta dei lettori, vediamo un po'. Ho trovato molto bella la vostra rivista, ma ho avuto qualche problemino con il mio VIC 20 a caricare tutti i programmi. Vorrei chiedervi se è un problema del mio VIC o se è una situazione che si ripete anche con altri computer. Miriam. Come tarare il registratore? Ho saputo che in mancanza di un registratore dedicato si può ricorrere a speciali apparecchi che rendono il segnale del registratore più pulito, è vero? Vabbè. Tra un mese il numero 3 di Program, vedete? Tra un mese il numero 3 di Program con altri 10 nuovissimi videogiochi che girano sul VIC 20 e sullo Spectrum. Assolutamente da non perdere. Ed eccola qui, anno 1 numero 3, 32 pagine a colori, la prima rivista che gira sul VIC 20 e sullo Spectrum, tra spazio e bioritmi. Ma guardate che io mi piace tantissimo sfogliarle queste riviste, lo faccio in live perché così magari chi è interessato anche all'acquisto può vedere la qualità con cui sono stati realizzati questi volumi. Allora, VIC 20, primo gioco elicotteri, secondo zombie, terzo contaminazione, 4 conghi e 5 sonar. Per lo Spectrum elicotteri, zombie, Cuberto, Cuberto, cambiamogli nome, Cuberto, convoi e conghi pure qua. Allora, Cuberto, ci andiamo a vedere subito, Cuberto, eccolo qui, Cuberto non è né altro che Cubert, però l'abbiamo chiamato in italiano Cuberto, grande Cuberto, bravi e bravissimi, mandateci i vostri programmi. Blackjack, bello, Blackjack, il gioco del 21, Frecce, guardate, Frecce, tutto con listato, Frecce, un listato che non finisce mai. Qui ci hanno messo pure una bella immagine a bianco e nero spaziale, guardate che bella. Le nostre classifiche e le migliori utility sempre. C'è al primo posto VCalc e al secondo posto VFile, al quarto posto Zeus Assembler. Vabbè, Maniac Miner per Commodore 64, al secondo posto Zaxxon per Atari della Centersoft, al terzo posto Fly 015 per VIC 20. Il salto dell'insetto, comunque si leggono benissimo ancora oggi, queste. Pazzi scatenati possessori dello Spectrum e del VIC 20, se volete sapere qualcosa di più sul Commodore 64 e sullo Spectrum 48K, correte in edicola, è arrivato Special Program dedicato a questi due supercomputer, non potete perderlo. 32 pagine, 32 dedicate ai giochi, all'utility, ai consigli e all'unica rivista a 32 pagine che gira anche sui computer. Vedete la pubblicità di Special Program? Guardate che roba. Special Program. Questo era un inserto speciale, vedete? Pubblicitario di Special Program, perché sono pochissime pagine. Vedete la posta dei lettori, ci hanno messo su Special Program. Vendo, compro, cerco, trovo, la rubrica. Ovviamente non sono menzionati i giochi, altre pagine di vendo, compro, cerco, trovo.
e poi finisce. Ok, quelle erano delle pagine per far capire come veniva Special Program, e infatti questa è, allora vediamo, questo è Special Program numero 1, andiamolo a confrontare visto che lo possiamo fare. Senti che roba, sono topi questi. Allora questo è uno, andiamo a vedere l'1, esatto, questo è il numero 1, vedete c'è Burger Time in basso, soltanto non voglio rovinare le riviste per tenerne due, e la copertina è proprio lei. Possiamo fare tutti questi confronti adesso, quindi andiamo avanti con Program, eccolo qui, VIC-20 e Spectrum 16K. Allora, in questo numero sulla cassetta andiamo a leggere l'indice Cracra per VIC-20, La Caverna, Quasimodo, Fantasmi, il saltatore, colui che salta. Poi per Spectrum lo stesso, primo gioco Cracra, secondo gioco La Caverna, terzo gioco 7,5. Qui tra Slot Machine 7,5 e Company qui scatta l'arresto, 4 Piranha, 5 Bozzo. Allora andiamoci a vedere il 7,5 che mi incuriosisce. Quasimodo, Piranha per VIC-20, Bozzo il saltatore, 7,5. Perché 7,5 è dato per VIC-20? Qui ci stanno anche degli errori, attenzione. E infatti 7,5 qui doveva essere, vedete? Ci sono anche degli errori, 3, 7,5 sotto Spectrum, Andiamo a vedere dentro. 7,5 invece è per VIC-20. Vedete? 7,5 VIC-20. Quindi hanno sbagliato nell'indice. Uno dei giochi più semplici ma più simpatici che esistono. Bisogna riuscire a fare 7,5 senza sballare. Sembra facile ma non lo è. Istruzioni complete nel programma. 7,5. Quasimodo, Piranha, Fantasmi, Bozzo. Quindi fammi capire qual è quello là per... Allora, Cracra e La Caverna sono uguali per tutti e due. E La Caverna sono uguali per tutti e due. Poi qui doveva essere Quasimodo doveva essere per il VIC-20, mentre 7,5 per lo Spectrum, perché poi Piranha e Fantasmi è giusto. Piranha per VIC-20. Hanno fatto un casino qui, ragazzi, che Dio solo lo sa. Guardate, qua ci sta la scritta Piranha e qua c'è scritto 4 fantasmi. Di qua invece c'è la schermata di Fantasmi con scritto Piranha, sotto c'è Bozzo e invece c'è il saltatore. Da qua il saltatore e Bozzo hanno fatto un casino, ma un casino su questo numero, guardate che fa veramente paura. Non si capisce niente di qual era per Commodore 64, qual era per Spectrum. Ma all'epoca veniva passato tutto, sì, ma che c'è? Un babysitter elettronico, noi andiamo avanti, ci siamo fatti 4 risate perché qui non si capisce niente. Vabbè, qualcosa per Commodore 64, per VIC-20, magari ci hanno messo pure un gioco per Commodore 64 che non c'entra niente con la rivista. Vabbè, andiamo con la matematica in casa, novità Commodore VIC-20, Mathematics e Biology. Sempre su cassette, tutte queste cassette. Queste le classifiche più o meno sempre simili, passano i mesi ma le classifiche sempre simili sono. Pubblicità del numero 2 di Special Program all'interno di Program, vedete il numero 2, e poi andiamo avanti. I vincitori del concorso Shuttle. La torre, bello, mi piace un sacco, con tutto il listato in basic, if, then, else, Super Tank
Super Tank, programma 1, programma 2, Super Tank il carro armato. Finisce qui il listato e poi c'è la rubrica vendo, compro, cerco, trovo. Noi ci andiamo a leggere sempre. Vendo programmi per VIC 20 a prezzi bassissimi, ampia scelta tra circa 500 programmi, scambio sempre per VIC solo programmi in linguaggio macchina, scambio anche programmi per ZX Spectrum. Allegare lire 700, prima erano 500, ora sono 700, per le liste del VIC gratis se inviate le vostre. Ok, quindi se volete scambiare gli inviate la vostra lista e lui ve la rispedisce la propria gratis. Ed ecco la posta dei lettori: inviateci i vostri programmi in regalo, le vincere 150.000 lire al primo, 100.000 lire al secondo e 70.000 lire al terzo. Tra un mese in edicola il numero 5 di Program. Grande Giuseppe, andate a visitare www.edicola8bit.com, mi raccomando. Allora, siamo arrivati al numero 5, vediamo un po'. VIC 20, lato A, Rapitori, primo gioco. Secondo gioco, Conigli e Papere. Terzo gioco con l'assedio. Quarto, Serpenti. Quinto, Faraoni. Qua sembra fatto bene, va. Poi il primo dello Spectrum è Sottomarini. Attacco Lunare 2. Trends numero 3. Golosone numero 4 e L'Orsetto numero 5. Chissà se poi corrispondono. Adesso vado a vedere. Rapitori se gioca col joystick. Conigli e Papere no. Conigli e Papere. F1 comincia, F5 spara, F7 ferma il gioco per riposizionare il quadro. Conigli e Papere. Sottomarino si giocava con la tastiera ZMX, Z sinistra, M bomba, N destra, N bomba a sinistra, bomba a destra, bomba di su, bomba di giù, con i sottomarini. Serpenti. Comunque è spettacolare vedere la grafica. Poi magari online si trovano tutti per gli emulatori sti giochi, guardate, guardate che roba, guardate. È un'emozione anche sfogliare queste riviste, che è Monte Carlo, guardate che bel disegno di una vettura di Formula 1, che adesso non sono più così perché devono rispettare determinati canoni, adesso assolutamente non sono più così. E qui tutto il listato in basic da scrivere. For, R uguale, open, rem, i data, mamma mia, if, then, print. Ok, la classifica, queste sono le classifiche e poi andiamo avanti. È arrivato il plotter 1520, io questo ce l'ho imballato con tanto di scatola e mi pare che ce n'ho pure due di sti plotter, non ne so sicuro, uno tutto imballato con la scatola e uno no, tutto sballato, tutto usato. Il nemico è la carie. Mannaggia, ci inventavamo i peggio giochi, guardate che... Altra pubblicità di Special Program dedicata al 64 e allo Spectrum 48K, 32 pagine a colori, numero 3. Vendo, compro, cerco, trovo, sempre la mitica rubrica che non può mai mancare. La posta dei lettori, e qui poi hanno cominciato a mettere anche vendo, compro, cerco, trovo per mandare, diciamo, il proprio annuncio. Tra un mese il numero 6, e guardate che spettacolare vedere, tra un mese il numero 6 ed ecco il numero 6, cioè forte, 32 pagine a colori, la prima rivista che gira sul VIC 20 e sullo Spectrum. Guardate, uno dei primi flipper, mamma mia quanto era scarno. I buoni consigli. Allora andiamo a vedere i giochi per il Commodore VIC 20. Erano Attack, Tortuga, Shuttle, Tilt e Uomo Jet. Per lo Spectrum erano Sbangi, Inseguimento, il Boa, i treni e la scalata. Vabbè, andiamo a vedere subito Tilt, che tanto sarà quella l'immagine, infatti. Vedete? Tilt per Commodore VIC 20 era il flipper.
un flipper elettronico che non ha proprio nulla da invidiare al suo rumoroso e simpatico antenato. 5 palline a disposizione per giocare. Sì, vabbè. Con molta fantasia questa poteva dare filo, che nulla ha di invidiare, cioè ce li ricordiamo i flipper veri dell'epoca, quelli con le palline di metallo, sì, questo era proprio scarno. Abbiamo dovuto aspettare Pinball Dreams, Pinball Fantasies, Pinball Illusion su Amiga per avere qualcosa di decente, perché pure su Commodore 64 i flipper facevano ridere e anche quelli di Windows facevano ridere. Poi abbiamo dovuto aspettare tutte le acceleratrici, tutte le schede grafiche 3D, eccetera, che riuscivano a calcolare in tempo reale il movimento pseudo casuale della pallina, cioè non ci prendiamo in giro, va. Voodoo Castle. Allora, Vic Writer, la scrittura elettronica, ma comunque sembrano nuove queste riviste, le ha pulite in una maniera incredibile. Io devo parlare un po' con Giuseppe, gli devo dire che programma usi per rendere, diciamo, queste pagine così nuove, così, perché se sfogliamo una rivista che ho io dell'epoca, non è così. Se io vado a scansionare questa mia, al di là delle scritte, pure i colori sono smorti, non so, diciamo, è completamente diversa, cioè veramente un lavoro certosino. Guardate che bello, il bianco è proprio un bianco vero, il bianco è bianco vero, i rossi sono resi benissimo, dure fatiche, sembra come passato da una risoluzione appunto degli anni 80 a un 4K Full HD eccetera del 2023. Guardate che è incredibile, guardate pure Special Program come è scritto bene, guardate, cioè questo, se io scansiono questo non è la stessa cosa, non so come spiegarvelo, cioè già la definizione qua non si è limitato solo ad aumentare la definizione, ma ci è andato a lavorare anche per quanto riguarda, si vede i vari, vabbè, la luminosità, il contrasto, la nitidezza, come posso dire, vedete qui si legge tutto talmente bene che neanche gli originali erano stampati così, ve lo garantisco, ce l'ho qua gli originali, neanche gli originali erano stampati così bene. Quindi il muratore, ovviamente tutto accompagnato da simpatici disegnini. Mo saltiamo perché non stiamo manco a metà. Strepitoso in edicola il numero 1 di Play Games. Dieci affascinanti giochi per il vostro VIC-20 e Spectrum 48K. Quindi Play Games, quindi non Special Play Games, quindi non questo che era dedicato a Commodore 64 e Spectrum 48K, ma Play Games era dedicato al VIC-20 e allo Spectrum 48K. Quindi eccolo, mensile anno 1 numero 1, ecco la copertina di Play Games, vedete? Si facevano ovviamente pubblicità alle loro stesse riviste proprio per questo. Allora vediamo, grinta a poco prezzo nel Commodore 16. Guardate un Commodore 16 completamente fornito di tutte le periferiche, bello. Poi io sfoglierò benissimo tutte queste immagini, voglio vedere se sfogliando così velocemente se riesco a trovare qualcosa di interessante. Vedete, qui c'era la stampante e il lettore di cartucce scrivibili per lo Spectrum, vedete? Diventare milionari con lo Spectrum, e proprio milionari si è diventati, novità Sinclair. Vediamo se c'è qualche altra cosa. No, andiamo avanti di qua, quello ve l'ho fatto vedere. Sì, qui già tentavano di fare Doom in 3D, giochi in 3D, vabbè, lasciamo stare. Doom e Quake, qui già c'era la pubblicità di Special Play Games, ma come all'epoca già stavano facendo la pubblicità a Play Games
e poi si facevano, come vedete, uscivano tutti quanti insieme, uno uno dopo l'altro, quindi a seconda del computer che uno aveva poteva acquistare una rivista diversa. Quindi questo è il numero 8, ovviamente saltiamo Special Play Games, top software, top 30 software, vedete? Poi il podio, Elite della Acorn Soft, Delay Thompson Decathlon, Delay Thompson Decathlon della Ocean, mamma mia. Ecco, qui addirittura la doppia pubblicità, program e special program. Doppia pubblicità. Qui ovviamente venivano inseriti dei disegnini carini. Il computer entra in casa, quindi entra dalla porta questa scatola con il monitor sopra. Veramente tanti ricordi, ragazzi. Questo vabbè, non so neanche che numero è, comunque vi faccio vedere questo sommario. E niente, ragazzi, Bruce Lee ve lo voglio far vedere. Questo è il Macintosh. Qui già si cominciava a parlare di Macintosh. Guardate un po', Macintosh. Ecco qua il gioco di Bruce Lee. Diciamo un gioco senza infamia e senza lode. Bruce Lee sul Commodore 64, Commodore PC10 e PC20, quando la Commodore provò a fare i PC IBM compatibili con MS-DOS. Vediamo un po' le caratteristiche. Arriva massimo a 640x200 in monocromatico. Sistema operativo MS-DOS 2.11. Basic compatibile con IBM Basic A. Prezzo di listino 3.800.000 più IVA. Ed ecco tutte le riviste. Secondo me mancano vabbè, Play Games c'è, Special Play Games c'è, Top Play Games c'è, Special Program, manca Program ovviamente, i Magnifici 7, i Magnifici 1, quanti erano? I Magnifici 5 mancano. Questo mese in edicola, mamma mia quante. Numero 1, come ti organizza un club. Guardate, già nascevano i primi club, ovviamente con tutti i ragazzini piccoli, bastava anche un solo computer e nascevano i club, le organizzazioni, magari pure dentro alla cantina di qualcuno. Guardate che per chi ha vissuto questi anni sono stati anni veramente meravigliosi, io li ricordo con molto affetto. Programma, potete vincere 300.000 fino a 1 milione per un gioco pubblicato. Tanto loro poi ce ne facevano talmente tanti di soldi. Tutti al sim hi-fi. Guardate le prime fiere. Questa è, mi sa, una fiera sim. Tutti al sim. Comunque, che bella la quarta di copertina su come allineare l'azimut del Commodore, del dataset, il grande dataset, le righe che venivano fatte non contigue e quindi l'azimut era da regolare e compariva load error ready. Questa è la schermata d'errore, load error ready. E invece con il cacciavite lo inserivate dentro al buchino, le righe continue e giocavate. Quanti ricordi, ragazzi, quanti ricordi. Abbiamo sfogliato insieme il numero 1, non tutto, perché qui sarebbe impossibile sfogliarlo tutto. Mamma mia, guardate, già c'erano le preview dei veicoli futuristici. Mamma mia. Ma qui stiamo parlando proprio che dentro alle case c'era stento il VIC-20, qualcuno c'aveva il 64, ma erano pochi eletti. Ghostbusters.
che poi chi c'aveva il computer veniva visto sempre come nerd. Vedete Ghostbusters? Ghostbusters. Intervista a David Crane. Abbiamo intervistato David Crane, creatore di Ghostbusters e programmatore numero uno della Activision. Oh, dopo Pikman, non sappiamo più come definirlo questo gioco. Dopo Pikman. Ragazzi, quante risate ci siamo fatti, quante risate anche con queste riviste. Allora, io direi che mi posso fermare anche qui. Abbiamo visto per un'ora quest'opera bellissima portata a termine da Giuseppe di edicola8bit.com. Allora, questo è il numero 1, magari domani ci andiamo a sfogliare il numero 2, dove troveremo gli ultimi 2 numeri di Program e tutti i numeri di Play Games, prima che poi fosse sostituito da Special Play Games e che quindi il VIC-20 tramontasse definitivamente, ok? Perché ricordo che Play Games era lato A VIC-20 e lato B Spectrum 48K, ok? Quindi questa è la copertina di quello che abbiamo sfogliato adesso. Ovviamente poi metterò la prima di copertina e la quarta di copertina come immagine sul filmato che troverete fisso nel mio canale YouTube, a cui vi invito a iscrivervi e ad attivare la campanella, ok? Allora, siamo arrivati addirittura d'arrivo, vi invito a visitare tutti i miei siti, il principale è proprio questo, classe74.it, www.classe74.it è il sito principale. Da lì potete partire per andare anche su renegestore.it, che riguarda prettamente tutta la musica, il mondo del vinile.it, che riguarda i vinili, legolando.it, che riguarda i Lego, starwarsstore.it, che invece riguarda tutta la galassia lontana lontana di Star Wars. Insomma, da lì potete andare su tutti i siti che poi vi portano a fare gli acquisti direttamente su Amazon. Ok, io ringrazio tanto Giuseppe Di Lillo, Giuseppe, che ha pulito tutte le riviste che sono presenti su Edicola 8-bit in formato PDF, le ha ovviamente migliorate per poter essere inviate in stampa e per poter creare delle opere come questa. Ok? Vi ringrazio. Io sono anche presente su Waveful e su TikTok. Cercatemi Reni_J, mi cercate sia su TikTok che su Waveful. Comunque trovate tutti i link in descrizione. Se vi piace ciò che faccio, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, perché io non so quando riesco ad andare in live. Se ho tempo mi fa piacere stare un'oretta e mezza insieme a voi. Grazie di essere stati con me, un saluto a tutti, vi do appuntamento alla prossima live. Ok, grazie a tutti. Allora, grazie veramente a tutti. Allora, ciao, alla prossima.